Autonomia, il giorno che doveva essere il D-Day si conclude con l'ennesimo rinvio alla cancellazione dell'articolo sulla scuola che resta nazionale. Il Premier Conte dice: i governatori non avranno probabilmente tutto ciò che chiedono. L'ira del Presidente del Veneto Luca Zaia dopo l'esito del vertice dice: pensavo che Conte fosse una figura autorevole, un altro rinvio, basta prese in giro. Ad oggi sono 635 giorni di attesa dell'autonomia dal giorno del referendum e da oggi sugli schermi di tutte le reti media nord-est apparirà un contatore che terrà aggiornati voi telespettatori su un percorso diventato agonia. Omicidio a Vittorio Veneto dopo la violenta lite, un 57enne colpito prima a bastonate e poi soffocato da due donne che vivevano con lui, la compagna e la sua amica arrestate. La denuncia shock di una nonna su presunti abusi sessuali subiti dalla nipotina. Non stanno facendo le dovute indagini, dice, temo per lei. Torna allo spettro West Nile in Veneto, nel reparto malattie infettive dell'azienda sanitaria di Padova, ricoverato un 70enne di Maserà, la prima vittima in Veneto quest'anno. Tutto pronto a Venezia per i festeggiamenti del Redentore, sul fronte sicurezza si replicano le disposizioni dell'anno scorso, con qualche aggiunta. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben trovati, l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque, in primo piano un'ampia pagina sull'autonomia che ancora non c'è. Oggi il vertice a Roma è iniziato poco dopo le 13, anzi poco prima delle 14, ma è stato un vertice lampo, ancora una volta. Doveva essere il D-Day nelle speranze dei veneti, anche del governatore Luca Zaia, e si conclude invece con un altro rinvio e ponendo però un paletto nuovo, cioè la cancellazione dell'articolo sulla scuola. In sostanza la scuola non sarà regionalizzata ma resta nazionale e il Premier Giuseppe Conte dice è una trattativa e quindi i governatori non avranno probabilmente tutto ciò che chiedono. Allora il primo servizio sul vertice di oggi. Ci saranno ancora alcuni passaggi, ma ragionevolmente ci avviciniamo al punto finale. Un vertice meno lungo del previsto, quello di oggi sulle autonomie, al termine del quale il Premier Giuseppe Conte ha parlato di passi avanti e si è detto fiducioso di essere ormai addirittura d'arrivo. Di certo, nel corso della riunione alla quale hanno partecipato il Vice Premier Luigi Di Maio e tra gli altri i ministri Erika Stefani, Marco Bussetti e Sergio Costa, assente Matteo Salvini, è stato soppresso l'articolo 12 del testo redatto dalla veneta Stefani, quello sulla scuola, un punto, l'istruzione, sul quale il Movimento 5 Stelle non era disposto a cedere e alla fine l'ha spuntata. L'articolo sull'assunzione diretta dei docenti su base regionale, come chiedeva la Lega, è stato depennato. Del resto il Premier Conte lo sottolinea più volte, è un negoziato tra Stato e Regioni e lo Stato non ha intenzione di cedere tutte le competenze richieste dai governatori. Abbiamo trovato un punto di equilibrio su questo fronte. Probabilmente lo preannuncio e poi ovviamente avrò modo di parlare direttamente ai governatori direttamente interessati, non avranno tutto quello che hanno richiesto, ma ci sta. Dobbiamo entrare nell'ottica che è un negoziato tra Stato e Regioni e il negoziato significa reciproche concessioni. Il ministro Stefani affida il suo commento ai social. Su sanità, ambiente e sviluppo economico sono state accolte le richieste delle regioni, una svolta per il territorio, per i cittadini e per le imprese. L'autonomia funziona però se c'è quella finanziaria, non accetteremo nessun compromesso, scrive Stefani. Alla fine, quello che doveva essere il D-Day si conclude con un altro ennesimo rinvio, pare probabilmente alla prossima settimana. Avete sentito le parole del Premier Conte, fiducioso, insomma, parla di addirittura d'arrivo. Tutt'altra invece è la sensazione che rimbalza dal Veneto dopo la fine di questo altro vertice lampo. Le parole del governatore Luca Zaia, raccolte da Lucio Zanato poco fa, sono decisamente chiare. Sentiamolo. Politica del gambero, cioè imbarazzante, quantomeno possiamo dire che è anche poco rispettosa nei confronti di noi veneti. Noi sono passati 636 giorni e da quando abbiamo fatto il referendum abbiamo fatto tutti i compiti per casa, abbiamo presentato le carte, gli studi, abbiamo presentato una bozza di contratto scritta da autorevoli costituzionalisti. Abbiamo scritto una bozza di contratto scritta da autorevoli costituzionalisti, da accademici, tributaristi, fiscalisti. E qui ogni giorno vediamo la politica del gambero, si va più indietro che avanti, si apre come un carciofo questa storia dell'autonomia, ogni giorno c'è qualcuno che dice una roba, il giorno dopo dice il contrario. Oggi hanno detto che hanno deciso che non daranno più le competenze sulle scuole.
e parimenti hanno deciso che rivedranno la norma finanziaria, ma vorrei ricordare ai cittadini che possono decidere tutto quello che vogliono, ma se io non firmo non gli serve a niente tutta sta roba, perché la legge dice che il contratto deve essere firmato dalla regione, dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio. Se non è così parlano per niente e io non firmerò mai ste robe perché le prese in giro non mi piacciono. Parole molto chiare, quindi arrivano dal Veneto all'indirizzo del Premier Conte e all'indirizzo evidentemente del Movimento 5 Stelle. Lo ha accennato Zaia, quei giorni sono 635 in realtà ad oggi e lo vedete anche in sovraimpressione da quando è iniziato il telegiornale, questa scritta 635 giorni in attesa dell'autonomia da parte del governo, perché con questa iniziativa, con questo contatore che ogni giorno verrà aggiornato di giorno in giorno, vi terremo aggiornati su quelli che sono i giorni che ci separano da quel referendum del 22 ottobre 2017, un modo per farvi capire quanto è stato lungo finora il percorso e quanto potrebbe essere ancora lungo. Sentite. Un'autonomia che fa rima con agonia. È la madre di tutte le riforme, ma il suo percorso è tra i più accidentati mai visti e tarda ad arrivare da troppo tempo. Tanto tempo che forse nessuno se lo ricorda bene. Così da oggi le emittenti del network Media Nord-Est diventano protagoniste di quella pressione che il territorio del Veneto giustamente interpreta con le proprie pretese di efficientamento nella macchina amministrativa. Uno speciale orologio dei giorni passati compare da oggi sugli schermi di Antenna 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est, per tenere costantemente aggiornati i propri telespettatori sui passi perduti sinora per i tanti contrasti interni al governo, quel governo che nel proprio contratto aveva promesso l'autonomia per il Veneto. Parte un vero e proprio data lapse che ad oggi riporta come dal 22 ottobre 2017 siano passati 635 tramonti senza albe di novità. 635 giorni conditi di promesse, speranze, liti romane e attacchi. Rischiamo di assuefarci a slittamenti furbeschi, ritardi pietosi e indecisioni sconfortanti. È la politica del rinvio con cui si ritiene di nascondere i grandi problemi, spiega il direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli, per cui un counter è utilissimo a ricordarci quanto tempo è passato dal referendum e quanto rischia l'intero paese per colpa delle clientele dei potentati e dei grandi burocrati dello Stato centrale, i veri nemici dell'autonomia. Un counter che ogni giorno aggiungerà un numero a quello già enorme che separa il quotidiano dal 22 ottobre 2017, una scritta fissa sull'emittente del network per non dimenticare mai l'iter instradato senza che a Roma ci sia mai stata una reale risposta agli oltre 2.328.000 veneti votanti in questa regione. Questo dunque il counter, il senso di questo counter che ci accompagnerà finché evidentemente non arriverà l'autonomia, ma quando arriverà lo vedremo, perché a oggi c'è stato un altro passo che dal Veneto è un passo interpretato come di rottura. Adesso chiudiamo la pagina sull'autonomia, adesso parliamo invece della cronaca con l'omicidio di Vittorio Veneto, una lite in famiglia, ancora i contorni non sono chiari dei moventi di questa lite, l'unica certezza è che c'è un 57enne morto, ucciso. Prima bastonato e poi soffocato. Così è morto Paolo Vai, un uomo di 57 anni residente in via Calde Romani a Serravalle di Vittorio Veneto. A chiamare i militari le due donne che erano con lui in casa. Quando gli investigatori sono entrati nell'abitazione lo hanno trovato riverso a terra privo di vita. Nell'appartamento visibilmente scosse chi viveva con lui, una donna di 24 anni e la sua amica di circa 50. I militari le hanno immediatamente interrogate per poi con un'autoambulanza portarle in ospedale per delle ferite in più parti del corpo. È cominciata così l'ultima notte in casa Vai, l'ultimo litigio sfociato in tragedia. L'uomo, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che aggredisce la compagna e la sua amica, non si conosce ancora se con l'uso di qualche oggetto contundente, e le donne che si difendono. Sta di fatto che alle 2:40 della notte scorsa giunge alla caserma di Vittorio Veneto una telefonata con una voce in lacrime che chiede l'intervento dei militari. Sul posto arrivano gli uomini della scientifica, si cerca di capire cosa sia avvenuto. Accanto alla villetta abitano i parenti di una delle due donne e con lo zio che riusciamo a scambiare qualche parola. Non ho sentito niente, ho visto solo il lampeggiante, l'autoambulanza e basta. Lei è lo zio? Sì. Di una della signora? Sì. Della compagna? Sì. Non si erano mai bisticciati in
Non so, perché io abito di là, prima metro, e dopo gli affari suoi sono suoi. Sono lunghe ore di attesa, il PM che le interroga per ricostruire cosa è avvenuto tra le pareti di casa a Calderomani, e alla fine di un'estenuante giornata con il magistrato della Repubblica di Treviso, il dottor Romanelli, che le due donne ammettono di aver ucciso l'uomo. Lo abbiamo fatto, raccontandolo al PM, perché ci aveva aggredite e avevamo paura che ci uccidesse. Al termine dell'interrogatorio, dopo l'ammissione, la compagna di Vai e la sua amica sono state trasferite in carcere con l'accusa di omicidio volontario in concorso. E adesso una denuncia shock ai nostri microfoni, la denuncia di una nonna su presunti abusi sessuali subiti dalla nipotina. Dice: non stanno facendo le dovute indagini, io temo per lei. Sentite questo racconto agghiacciante. Io vedo mia nipote soprattutto che non sta bene, non sta vivendo un bel momento, e vedo che non viene aiutata da parte delle autorità. A parlare è la nonna paterna di una bambina di 7 anni. I suoi genitori si sono separati quando aveva 4 mesi. I primi 4 anni sono stati gestibili, poi però, racconta la nonna, si è scatenato l'inferno. La piccola avrebbe rivelato episodi raccapriccianti di presunti abusi sessuali subiti con la mamma. Si toccava le parti intime sotto, allorché un po' scioccati abbiamo chiesto chi altro facesse ste cose, e lei ci ha detto la mamma. Quando io ho detto beh, la mamma normale, la mamma ti lava come ti lavo io, e lei invece no, ci ha fatto vedere proprio la classica masturbazione femminile. Allorché là siamo stati sconvolti, i nonni, tutti e due, e il nonno è andato a chiamare l'avvocato per capire. Siamo andati a parlare con una psicologa, dove lei con disegni, racconto e disegni ci ha detto che comunque sta bambina era stata vittimizzata. A quel punto il papà si è rifiutato di riportarla alla mamma, che, racconta ancora la nonna, per 1 anno e mezzo ha stranamente accettato di lasciarla vivere insieme a loro, andandola a trovare sempre in presenza di qualcuno, probabilmente come testimone. Nel frattempo i carabinieri hanno aperto un'indagine con tanto di intercettazioni ambientali, la cui gestione, secondo la nonna, presenta però aspetti poco chiari. Si sente dire la bambina, la mamma che gli dice alla bambina: ti ho detto tutto il dito, loro, quelli che hanno fatto l'indagine, hanno scritto probabilmente per lavarla. Sinceramente io per lavarmi non mi metto il dito dappertutto, non mi metto tutto il dito dentro da nessuna parte. L'unica spiegazione che loro danno è perché i genitori non vanno d'accordo. Io credo che la bambina potesse dire tante cose, ma arrivare una bambina di 4 anni e mezzo che venga a dire nei particolari e farci vedere, perché ce l'ha raccontato, ma abbiamo anche visto, e quindi come fa sta bambina a sapere queste cose? In mano alla famiglia paterna c'è molta documentazione, tra cui perizie neuropsichiatriche che descrivono la bambina in atteggiamenti troppo adulti, con un linguaggio a volte scurrile e terminologie sessuali anomale per l'età. Secondo la nonna non si sta prendendo in mano la situazione a dovere. Abbiamo paura che loro stanno coprendo questa cosa, non stanno indagando e guardando cosa c'è. Qui stanno solo coprendo. Le maestre ci sono, che hanno visto la bambina che ha delle difficoltà, hanno chiamato le assistenti sociali per dichiarare, ma le assistenti sociali sono omertose, mi sento di dire questa parola, non stanno valutando e guardando questa bambina. Se niente viene fuori e scopriamo qualcosa, più di qualcuno dovrà pagare per la salute psicofisica di mia nipote, questo glielo garantisco, perché lotterò fino alla mia morte perché questo venga fuori. Adesso il primo caso registrato in Veneto nel 2019 di West Nile, un 70enne padovano. 1 anno fa il primo caso era stato registrato il 16 giugno. Nel 2019, complice una fredda e piovosa primavera, la data è quella del 18 luglio. Le analisi lo hanno confermato. È un anziano di 79 anni di Maserà, il primo veneto colpito dalla febbre del Nilo. L'uomo è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova. Adesso sono in corso ulteriori accertamenti e
mantenendo la privacy del paziente diciamo che la situazione è sotto controllo. Si attendono ora nuovi accertamenti clinici per capire se si tratta o meno della forma neuroinvasiva. E nella maggior parte dei casi sono infezioni molto semplici, tipo delle influenze caratterizzate da febbre elevata, magari da un rash cutaneo fugace, piuttosto che da cefalea, da ingrossamento dei linfonodi o piuttosto da una sindrome gastroenteritica, e solo in una piccola percentuale dei casi, addirittura inferiore all'1%, si hanno le forme neuroinvasive, che sono quelle più impegnative, più pericolose anche per la prognosi del paziente. I sintomi in questo caso sono diversi: decadimento neurocognitivo, perdite di forza agli arti inferiori, alterazioni della vista. A essere a rischio soprattutto pazienti anziani. Le persone più colpite quali sono? Sono le persone più anziane, le persone che hanno altre patologie o che sono immunodepresse, immunodepressione legata a farmaci, o perché magari una persona è stata trapiantata, o perché ha immunodeficienze acquisite legate a virus o quant'altro. 257. Adesso invece parliamo di una truffa agli anziani, o meglio di truffe agli anziani. Un'indagine dei Carabinieri di Belluno permette di scoprire un raggiro pensato e messo in atto da un agente in attività finanziaria, ex dipendente della Banca Popolare di Vicenza. La vittima in questo caso è un 73enne di Longarone, ma ci sono controlli per probabili vittime anche in tutte le province del Veneto. C'è già una richiesta di rinvio a giudizio per un agente di attività finanziaria di 36 anni originario di Padova, reo di avere messo in atto un raggiro nei confronti di un anziano di Longarone. Al 36enne la Procura di Belluno contesta la truffa aggravata per avere piazzato un prodotto finanziario, nella fattispecie un prestito concessione del quinto, in luogo di un medesimo contratto che il 73enne aveva già in essere con la Prestinova finanziaria del gruppo Banca Popolare di Vicenza. In questo caso è una truffa un po' anomala, perché si parte da un'attività comunque lecita, cioè la prestito tramite cessione di un quinto, ma probabilmente dimostrato o comunque esplicitata in maniera poco corretta. Il 36enne, ex dipendente di BPV, entra in contatto con l'anziano, il cui nome è in un elenco di sottoscrittori di piani con Prestinova. Nell'autunno del 2017 al 73enne l'agente comunica che Prestinova è in liquidazione coatta e concorda un appuntamento per la restituzione di 7.000 euro per somme non dovute. La proposta pare allettante, tant'è che l'agente sale a Longarone nel mese di dicembre. All'incontro l'agente propone la firma di una serie di documenti, tra questi un questionario sulla salute del contraente. La moglie dell'anziano ha già comunicato all'agente che il marito è stato operato di tumore e che è in chemioterapia, circostanza che non viene tenuta in considerazione, visto che quella certificazione che può far venire meno l'assicurazione legata al mutuo attesta che l'anziano gode di ottima salute. Pure i documenti non riguardano l'estinzione del mutuo, ma la rinegoziazione dello stesso per altri 10 anni con Banca Progetto di Milano, nella quale l'agente padovano collabora. Passa qualche mese e il 73enne muore. Sono i figli ad accorgersi del raggiro e a denunciare il fatto ai carabinieri. Questo tipo di attività bisogna stare attenti alle spese, che sono estremamente elevate e che, se uno non è consapevole, pensando di avere un tasso estremamente favorevole, poi si trova a pagare forse di più di quello che lui riteneva. Le indagini dei carabinieri sono estese a tutto il Veneto. Stiamo verificando altre 80 contratti in tutta la regione per vedere se il comportamento è stato corretto oppure no. Pochi istanti di pubblicità e poi parleremo della festa del Redentore a Venezia. Rieccoci in diretta con il telegiornale del Veneto, e allora a Venezia adesso, perché è alle porte ormai la festa del Redentore. Al via sabato i festeggiamenti del Redentore con l'apertura del ponte votivo alle 19, cui parteciperà, oltre al sindaco, le autorità civili e militari, il patriarca Moraglia, anche la presidente del Senato Casellati. L'isola della Giudecca, al bacino di San Marco, sarà il palcoscenico privilegiato per assistere allo spettacolo dei fuochi d'artificio alle 23:30 e in terraferma ad Asseggiano, al centro sportivo di via Monte Cervino a Favaro, alla chiesa di Malcontenta e in piazza Zendrini a Pellestrina. Sul fronte sicurezza le disposizioni saranno quelle dell'anno scorso con qualche modifica. Con un'unica piccola aggiunta del divieto dello spray al peperoncino, perché sta diventando una moda i rorari presenti agli eventi pubblici.
Tutto il resto, il divieto del vetro, l'obbligo di non entrare nelle zone in cui si vedono i fuochi con bottiglie e con cose del genere, e poi le regole che ormai abbiamo sperimentato in questi anni per garantire al massimo la sicurezza. Quante forze di polizia in campo? Tante, nel senso che tra poliziotti, carabinieri, finanzieri, militari della capitaneria, noi stiamo parlando di 1 migliaio di persone. I festeggiamenti continueranno domenica a partire dalle 16 con le regate dei giovanissimi e degli adulti su puparini a 2 remi e delle gondole a 2 remi. Alle 19 la messa solenne del Patriarca. Domani, 20 luglio 2019, sono 50 anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna e il nostro satellite ha ancora un appeal fortissimo. Padova e l'astronomia vanno a braccetto da sempre e anche se dai tempi di Galileo la scienza ha fatto qualche passo in avanti, la città del Santo coltiva ancora un rapporto privilegiato con la volta celeste e i suoi misteri. Naturale quindi che nelle celebrazioni per i 50 anni del primo uomo sulla Luna, Padova si inorgoglisca e mostri le sue medaglie scientifiche dal planetario alla specola, passando per l'università, guardando naso all'insù il nostro candido satellite. Per la storia dell'uomo è stato un passo fondamentale perché per la prima volta abbiamo messo piede su un altro corpo celeste che non fosse la Terra. Gli sviluppi sono stati tanti, dal punto di vista tecnologico, tante ricadute nella tecnologia che usiamo ancora oggi, ad esempio molti macchinari della medicina nascono proprio con la tecnologia spaziale sviluppata all'epoca. Io però vorrei dire anche che è un momento importante per tutta l'umanità perché è stato un momento di maturazione collettiva dell'umanità che si affaccia nello spazio profondo. La Luna, si sa, influenza le maree e altri fenomeni naturali, ma può influenzare anche gli uomini. Io non ero nato, sono nato 2 anni dopo, però da piccolo guardavo Spazio 1999, il telefilm che era ambientato proprio sulla Luna, e quindi la Luna mi ha influenzato perché con quel telefilm ho deciso poi di fare astronomia. Viene quindi naturale chiedersi se in questi tempi digitali il nostro satellite abbia ancora il suo storico appeal. La Luna ha ancora un appeal. È vero che forse guardiamo poco il cielo tra inquinamento luminoso e i ritmi frenetici della vita moderna, però in estate, quando siamo rilassati e usciamo, c'è voglia di tornare un po' a sognare e quando al planetario mostriamo la Luna al telescopio, più di qualcuno si emoziona e addirittura qualche lacrima, perché giustamente la persona dice ma io non mi ero mai reso conto di cosa c'è lassù. E proprio il planetario sarà il centro di un grande evento divulgativo sulla ricorrenza lunare. Noi del Planetario di Padova abbiamo tante iniziative, ovviamente il 20, sabato 20 è proprio il giorno dei 50 anni dell'allunaggio, del primo allunaggio, abbiamo uno spettacolo speciale, sfruttando la nuova tecnologia a risoluzione 8K del planetario, riviveremo quei momenti, o li vivremo per chi non era ancora nato, spettacolare, e poi andremo fuori con i nostri telescopi a osservare il cielo. È proprio Luca Nobili che avete visto nel servizio insieme a Roberto Ragazzoni, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Padova, sono gli ospiti di questa sera, 20:10 dopo il telegiornale di Treviso. Parleremo ovviamente dei 50 anni da quel grande evento, l'uomo che sbarca sulla Luna. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Alta pressione in rinforzo, bel tempo dunque, ancora con qualche disturbo però sui settori montuosi. Ecco il dettaglio di sabato 20 luglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento dappertutto e cielo sereno, al massimo poco nuvoloso. Umide infiltrazioni atlantiche lambiranno Alpi e Prealpi, dove potremo avere ancora qualche rovescio o temporale tra le ore pomeridiane e quelle serali. Temperature in aumento con minime tra 15 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 33 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo una giornata soleggiata ovunque con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento sui rilievi anche con isolati acquazzoni, specie durante le ore pomeridiane. Temperature via via più calde con minime tra 18 e 23 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 32 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque, ma anche in questo caso non si escludono dei rovesci a partire dal pomeriggio sulle Alpi di confine. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, massime invece comprese tra 32 e 33 gradi circa.
Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.